Sindaco, buonasera. Avevo qui il microfono casualmente. In due mi fate paura. Addirittura, Ci mancherebbe altro. È solo per un saluto, così è un'accoglienza. Sono felicissimo di portarvi i saluti dell'amministrazione tutta e siamo molto orgogliosi come amministrazione di far parte di questa comunità. Prima leggevo la montagna dello sport e la Miata non lo so, Piancastagnaio sicuramente, perché le eccellenze che abbiamo a Piancastagnaio non ce l'ha nessuno, dalla Science al judo, alla Pianese in Serie C, a qualsiasi altra associazione, al circolo tennis, a tutte le associazioni che abbiamo. Dobbiamo essere all'altezza di queste nostre eccellenze. Noi siamo un gruppo nuovo, io appartengo all'amministrazione passata, ma il gruppo nuovo è molto attivo e cerca di stare al passo di queste nostre eccellenze. Ce la stiamo mettendo tutta e speriamo al più presto di riuscire a realizzare il palazzetto dello sport, e quindi per noi sarebbe, io l'ho promesso da tanto, la casa dello sport, però ora i tempi sono maturi per realizzare il palazzetto dello sport e quindi per essere a livello delle nostre grandi eccellenze. Quindi stiamo facendo passi importanti e veloci perché si riesca a realizzare il palazzetto che da anni viene richiesto dall'intera comunità e di cui hanno molto bisogno. E quindi già è una buona notizia che ci siano i lavori, se non altro non in corso, ma comunque c'è la previsione. Inizieranno a breve. Allora, non mi rubo altro tempo. Con questa promessa, caro Sindaco, ogni promessa è un debito. Noi ci lavoriamo, insomma, che si possa realizzare questo, che sia, come hai detto te, che siamo arrivati alla maturazione giusta per poterlo realizzare, quindi a breve. Le promesse cerchiamo di mantenerle. Bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Sindaco.